La stagione dei radicchi IGP si è aperta con una serata di gala all'Hotel Fiora a Castelfranco Veneto, in occasione delle premiazioni del Radicchio d'Oro. Stelle di prima grandezza del mondo della cultura, dello sport, del giornalismo, del cinema, della scienza e dell'imprenditoria si sono date appuntamento per ricevere questo riconoscimento, espressione della terra veneta. L'idea del Radicchio d'Oro nasce dall'idea di Egidio Fior, il padrone di casa, e dalla lungimiranza di chi ci ha creduto. Siamo attorno agli anni 97-98 quando il proprietario del locale Fior, che oggi attualmente tra l'altro è presidente del consorzio dei ristoranti del Radicchio, mi fece una telefonata e disse: cosa dici se facciamo il Radicchio d'Oro? Radicchio d'Oro? Diciamo che mi sono entusiasmato subito e visto quello che aveva fatto il Radicchio nello spazio, ho detto il Radicchio è in grado di fare anche il Radicchio d'Oro, non capivo bene, però in realtà dopo 17 anni abbiamo capito che molte personalità del mondo dello spettacolo piuttosto che dello sport di fronte al Radicchio sono inermi e vengono volentieri al premio Radicchio d'Oro. Tra i vincitori dei Radicchi d'Oro molti sono i volti conosciuti: lo scrittore Stefano Zecchi, l'oro del pattinaggio artistico Silvia Marangoni e l'attore Giancarlo Giannini per la categoria cultura e spettacolo. È molto strano perché il genere è un premio particolare che riguarda qualcosa che ha un piacevole gusto e fa parte della nostra cultura culinaria italiana, soprattutto in questa zona. D'altronde questo è il radicchio migliore che si possa mangiare. Ho assaggiato prima bevendo anche del vino, cos'era? Un prosecco meraviglioso, un risottino di radicchio, e cosa vuoi di più? È il massimo della poesia. Al Radicchio d'Oro esordisce per la prima volta la categoria Sostenibilità e Innovazione nel settore ortofrutta. Nell'anno di Expo il tema della biodiversità è riconosciuto sempre più come un valore. La salubrità del territorio dove un prodotto viene coltivato e la maggior garanzia di sicurezza alimentare. Ad aggiudicarsi il premio per questa sezione è stata la Coop Italia. Nella motivazione si legge: la prima grande catena a credere nelle potenzialità del radicchio e a proporlo, dal 1999, contribuendo attivamente al raddoppio dei consumi dell'ortaggio negli ultimi 10 anni. Intanto questa è una giornata importante per noi perché come dire, in qualche modo caratterizza l'impegno della Coop che ormai da 15 anni è presente sul territorio, in particolare su questo territorio, per la promozione delle eccellenze di questo territorio in particolare il radicchio, e in particolare il radicchio tardivo di Treviso, sul quale noi abbiamo puntato come eccellenza di un territorio veramente straordinario. La preziosa cicoria ha trionfato sui piatti e sui decori come un principe nella sala del trono, attorniato da illustri personaggi. Il Radicchio d'Oro non è solo un premio, ma soprattutto una festa e un momento conviviale per apprezzare quello che la terra veneta sa dare. In inverno il radicchi, a cominciare dal radicchio di Treviso IGP, senza trascurare gli altri come quello di Chioggia. Ma noi siamo convinti che l'alleanza tra prodotti e soprattutto tra territori nei quali quei prodotti vengono coltivati sia una cosa assolutamente importante. Siamo convinti che sia fondamentale fare sistema tra realtà diverse ma accomunate in questo caso da un unico prodotto che credo sia un prodotto di eccellenza. Sotto questo profilo abbiamo raccolto molto volentieri l'invito che ci è stato formulato di essere qui. C'è la volontà di non lavorare più per compartimenti stagni, ma come dicevo prima secondo logiche di sistema. Solamente facendo squadra si può lavorare in una direzione positiva e soprattutto promuovere attraverso questi prodotti i nostri territori. Quello di scena a Castelfranco è un radicchio, per così dire, condiviso. Il radicchio di Treviso ha una sua collocazione nel mercato importante, però lo si può trovare solo per pochi mesi durante l'inverno. Il Chioggia, saltando il Verona o il Castelfranco, il Chioggia lo puoi trovare per 10 mesi all'anno, quindi è un prodotto di massa, sicuramente sì, ma che lo puoi trovare, il rosso lo puoi trovare tutto quanto l'anno, quindi è insieme che poi riusciamo a creare le migliori condizioni perché la grande distribuzione presti attenzione, ma soprattutto il consumatore.
Consumatore che dimostra di apprezzare sulle proprie tavole la cicoria veneta, ingrediente che non mancherà nemmeno all'interno dei menù proposti dai ristoratori. Abbiamo fatto questa manifestazione per scherzo perché io organizzavo sull'altro ristorante un premio ai migliori allenatori del Triveneto, quindi dopo è nata l'idea del Radicchio d'Oro, essendo anche presidente del consorzio ristoranti del Radicchio, quindi per far partire alla grande e per far conoscere queste nostre grandi eccellenze della nostra terra, questo penso che sia un veicolo molto apprezzato e molto a livello mediatico che dà una certa importanza. Il Radicchio è il miglior prodotto al mondo perché è dietetico, fa bene, ti fa diventare giovane, ha tutte le caratteristiche in regola per alimentarsi bene. Parallelamente alla rassegna dei ristoranti del Radicchio, sul territorio si svolgeranno le feste del Radicchio, inserite nel cartellone della manifestazione Fiori d'inverno.